Noi siamo stati molto colpiti da quella foto che in qualche misura negava un arredo a potenziali e anche altri soggetti. Invece che finire al macero, quei banchi a rotelle di un liceo veneziano potevano essere riciclati. Per questo la municipalità di Venezia, Murano e Burano si è resa disponibile ad agire quale intermediario tra le scuole che vogliano cedere i banchi e associazioni o gruppi che ne abbiano necessità. Noi abbiamo mandato martedì a firma mia una lettera a tutti i dirigenti dei plessi scolastici chiedendo appunto di fare un monitoraggio e poi di veicolarli alle associazioni. Riconosco anche che in 3-4 giorni già 12 associazioni, gruppi sportivi, culturali, cooperative e sociali ci hanno chiamato. Evidentemente questo è un segnale che avevamo visto giusto, materiale che veramente serve per la comunità. Tra chi si è proposto ci sono ad esempio associazioni sportive che all'attività agonistica affiancano corsi di formazione teorica che renderebbero i banchi a rotelle particolarmente utili. Dal nostro piccolo monitoraggio, ma adesso stiamo ancora continuando a confrontarci con le scuole, ci sono alcune scuole che non utilizzano più questi banchi, quindi noi stiamo cercando di sensibilizzare attraverso gli strumenti naturalmente istituzionali e burocratici la possibilità di avere questo materiale per i soggetti che dicevo prima.